Oggi siamo al Museo Etnografico delle Case Piavone. Ora noi lo conosciamo così come Museo Etnografico della provincia di Treviso. In realtà questo museo nasce perché dietro c'è una storia che ha più di mezzo secolo ed è la storia del gruppo folcloristico di Treviso. Se più di 50 anni fa il gruppo folcloristico non fosse partito, probabilmente a questo museo non si sarebbe mai arrivati, in quanto il museo etnografico oltre a essere gestito dal gruppo folcloristico, ma è anche ideato dal gruppo folcloristico. E oggi con noi abbiamo la fortuna di avere chi questo gruppo folcloristico l'ha fondato e ne è il presidente praticamente da quando è nato. Un ruolo che istituzionalmente non è la presidenza di un ente importantissimo a livello decisionale, a livello di immagine, ma è, credo, l'associazione più importante che la provincia di Treviso ha per quanto riguarda tutta la parte etnografica e tutta la parte storica di un'epoca che è andata dall'Unità d'Italia fino ormai ai giorni nostri. Oggi con noi a raccontare la storia di questo gruppo folcloristico abbiamo quello che è stato il presidente dal primo giorno, Franco Crespan. E ora Franco, contemo de come che aveva avuto l'idea a fine degli anni 60 di fondare un gruppo folcloristico, cioè siamo in piena epoca di rinnego di quella che era stata tutta mieri di anni di storia, di tradizione, di civiltà contadina. E mentre tutto il mondo andava al contrario, diceva dovevamo smentegare, dovevamo andare avanti, Valtri, un gruppo di scorsarioi, decidì di fondare un gruppo folcloristico. Contane sto inizio, come che si partì, chi che era, per chi si partì? Sì, te dirò, sì, come persona, a me ha sempre piaciuto il cantare, di stare insieme e difatti tanti anni prima avevo sentito cantare il coro Stialpina all'Istituto Turassa. Boh. E ora che sono da mi sono talmente entusiasmato, conoscevo anche due o tre, e difatti sono entrato nel coro e sono stato 15 anni. Dopo viene avanti Paolo Trevisi, che tu conosci? Sì. No, Franco, fammi un piacere. Sono io a mettere su una commedia, signor Teodoro Brontoion, e ti proprio a parte tua. Ma ho detto, ho un'altra idea. No, 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 fammi un piacere. Insomma, con Paolo sono stati altri 3 anni, qua commedia, va bene. E dopo un certo momento Paolo ha detto, guarda che ho un'idea. Ben bene, dice te a sondare, difatti anche a Juve era arrivato diversi tosati che vuoi a recitare, tu capivo. E niente, parlo con Angelo Smiassetto, fisarmonica, che era anni e anni che ci conoscevamo, ho detto Angelo mi ha dato una mano, sì, e dice, vuoi fare un cammino di... Bon. E ora insieme con lui, a musica non è da poco, e siamo andati al CTG, che si trovava a San Nicolò di fronte a Cesa, per cercare tosati. E insomma, si stati anche entusiasti e ora siamo partiti, ma non avevamo niente, non avevamo né skate, né costumi, né musiche, né... è stata dura in pratica. E come avevo deciso, e ora chi si sta i primi a partire? Là avevi conosciuto sti tosati, quindi al CTG a San Nicolò? Di San Nicolò, sì, sì, E là avevi trovato, ma quanti anni avevi Valtri? Cioè, caspita, adesso non so di preciso, ma mica avevo sui 25-27 anni, e dopo erano più giovani che venivano avanti. E si partì in quanti? E c'ho le fotografie SEA, siamo partiti, fa conto, una ventena. Però? Sì, scie coppie, mestieri e cantanti, insomma, ecco. Perché Valtri che avevi fatto anche il recupero dei mestieri all'inizio, portavi fuori anche i mestieri? Sì, sì, che avevamo anche adesso qualcosetta, no, con tanto obbligo, ma insomma avevamo... Ascolta, i bai, contami della maestra ungaro. Ungarato. Ungarato, ecco. E ora che domando al coro Stialpina se può imprestarmi a sede in piazza Rinaldi. Va bene.
E ora io ho detto di sì. E per mezzo di una tosa dei nostri conosciamo questa maestra da Castelfranco. Vabbè, arriva e è una sua amica e dice, mica, ria caro, vedere cosa che se buoni fa. E ora partiamo con Tara Tantea. Bon. E ora dice, beh, si stai anche bravi, però qua che c'è una ripetizione, qua che c'è... Finito tutto, gli dico, maestra, c'ho verissimo bisogno, anche, sì, anche pagando, perché non si può venire da Castelfranco. Mi vi dico subito che posso venire qua 2 o 3 mesi, perché il comune di Castelfranco mi ha dato l'incarico di fare ginnastica alla terza età. Maestra, piuttosto di niente, meglio 3 mesi. Sa tu quanto che sei stata con gli altri? 36 anni. Ha sei talmente affezionata a questo, st'altro che altro, 36 anni, finché dopo poveretta che è successo, che è mancata. Questa sia maestra. E ora Angelo che aveva dei bai, qualche tocchetto di baio, e ora lo scriveva. Dopo si trovava qua maestra, e ora maestra diceva, sta attento, questo facciamo l'inizio, questo è il centro, e insomma, i gestai li costruì, a tu capito. Sono tutti passi vecchi, però dopo messa insieme del bio è stata messa insieme da maestra, però i passi erano passi vecchi che ha recuperato. Sì. Siamo andati anche in campagna dove chi faceva matrimoni, e ora si ore ne spiegava, e ora ancora il libretto mi segnavo cose come, e anche i canti, in pratica si sta a duretta, però ne mancava soldi, ne mancava i costumi, e dopo Piazza San Francesco, per andare in pescheria, su a destra, vi era un negozio e vendeva, era America Strasse. Lo sa tutti? Sì, mi ricordo che era. E ora la signora mi ferma e dice, mi arriva dei pacchi dall'America con dei braghe dei marinai americani, i ganca a balta davanti, caramita avuto, proprio per... E ora devo comprare 10 tocchi a volta, tirando sui skei, perché i tosati, da passione che aveva, mi dava al cassiere 500 lire alla settimana. Ma dai. Per far su materiale, per partire. Ascoltami, quando sei che dopo vegavi istituito ufficialmente come gruppo? Perché all'inizio si partì come amici? Sì, così, poi. E dopo avevamo una tosa che lavorava da un notaio, e dice Franco quasi ben de metasò, e difatti abbiamo fatto, siamo andati dal notaio, avevamo un po' di schei, tirai su. Primo spettacolo a Silea, su un teatro di fronte a Cesa, che io anche ho avuto per fare condomini, maestranze delle chiari e forti. E ora andiamo col gruppo, canta e fa il baio, così, e come omaggio gli ha dato 1 litro di olio cuore. Siamo andati a casa col bussolotto, via era. E il primo viaggio che avevi fatto? Orcaramento, qua che ne sei di viaggi. Pensa che in Belgio siamo andati 7 volte, faceva una festa, ti dico, Napoleone a cavallo, con altri cavalieri intorno, e da Drio tutta l'armata sua, sarà stai 200 persone, tutte vestite, ciò. Da Drio dell'armata e Croce Rossini, con quei carettini, e hai anche la tradizione, tu capito? I rievoca Napoleone quando andava, dopo che c'è la solita disgrazia in Russia, ma importa. E quindi i primi viaggi sono stati questi qua europei, dopo si andai oltre l'oceano? E dopo subito si arriva all'Australia, dopo si arriva a Scozia, dopo a Germania, altre 5 volte siamo andati, in Olanda. Ultimamente qua siamo andati, nemmeno posso andare, che stavo poco bene, andai in Germania,
Lagenbeck, sei vicino all'Olanda, su. E l'anno scorso ho partecipato, siamo andati in Romania e vi erano 25 gruppi folcloristici, non te dico, dall'Albania, Grecia, dall'Africa. Penso che ho detto, tornati qua, torniamo un'altra volta, perché il finale di tutto avevamo imparato un canto rumeno a gente che era di fronte, che sarà stata, non dico tanti, ma su 3.000 persone, tutte sentate. E i gas cominciano, siccome me compare Giacometto che te canti qua, che io conosco tutti, i gas cominciano con i bracci, far così come Festival di Sanremo, e cantavano anche ori. Vito delle volte. E un rettore che aveva la bandiera davanti della Romania. E che mi ha fatto sto canto, ma non te dico, tutti che baci e bracci. Ma ascolta, in questi anni, quindi più di 50 anni che sei il gruppo, se ti dovessi pensare cosa che si sta sti anni qua, ti di o gavarissi tu, o rifarissi tu, rifonderissi tu il gruppo? Maria Vergine, ma scherzi tu? Altro che rifondaria, l'entusiasmo. E dopo guardiamo anche, saremmo andati 100 volte sulle case di ricovero. Dappertutto abbiamo conosciuto gente brava, amabile, che ne aiuta, basta che io mi sia, perché abbiamo fatto delle conoscenze, non te dico, e dico una certa età, ma lì, quello che mi rovina a me, Francesca, è l'entusiasmo. Sì, dai, facciamo, però dopo cose no, ciò che mi rompe, vai. Magari tu capito, io farei un'altra volta, perché a felicità che abbiamo dato in giro, e difatti mi capita delle volte, se non dai a consiglio alla sagra, finimo tutto, viene avanti una coppia di sposi, e dice scusa se puoi parlare con lui, ma sì, può. Voi altri, la prima volta che siete venuti qua, mi ho comprato una cassetta vostra, musicale. Va bene. A dice, purtroppo dopo mia sorella si chiama in ospedale. O chi ha sbagliato cura, mi ha spiegato anche, ma può a soffrire tanto. Mi ho portato la cassetta, insomma, dalla mattina alla sera, e la metteva sempre su. Ma o sai che si era cavata. Non dico che si stai voi altri, ma l'atmosfera agacciappa entusiasmo. L'allegria che vedo delle volte. Non voglio anche domandare signora chi sia, magari che mi scrivo, ma non importa, particolari così. Abbiamo fatto anche del ben, ecco, in quanto. Ascolta, come è nata l'idea di fare mostre? Perché l'idea di fare mostre non è nata con i case Piavone, è nata molto prima, ancora quando che ieri a Santa Maria del Rovere, no? Si è cominciata là le mostre. A casa Zen, sì, qui. Però a prima, in via Marchesan, dove che a provincia ne ha dato la prima sede, ecco, e abbiamo fatto. E a Zemio Beppi Massotti, presidente dell'ente turismo, il direttorato in davanti con questo discorso, perché mi sono sincero, voglio fare un museo. Un altro museo voglio farlo l'avvocato Calzavara, che non si riuscì, però sentendo queste voci, a mia passione di mettere via, l'avevo sempre buona. A un certo momento era ora da venire qua e siamo andati in provincia, che era un consiglio di tutti i consiglieri della provincia, e si è venuto Tony Basso. E io ho tirato fuori un libretto e ho cominciato a essere cosa e come. E ora ho tenuto fede a quel che ha detto e poi ho finito il restauro qua, che non sapevamo neanche se veniamo, così finito il restauro e abbiamo fatto. E quindi la prima mostra quando sei che risale anni 70 mi pare? Sì. Aspetta, 68 siamo partiti e dopo 4 anni 75. 75 prima mostra in via Marchesan, dopo veniva a passare qua a Villa Zen, Sant'Artemio, e ora qua era tutte stanzette che te andai bene, te facevi
Escarper, il marangon, con tutta roba piccata, mentre qua che c'ho queste stanze grandi, non si può. Sempre legati ai mestieri, quindi e mostre, Sì, a civiltà contadina, sì, i mestieri e via. Ma quello che miraimo, facciamo a mostra, facciamo anche un libretto. Un libretto che la gente guardava a mostra e anche che potesse capire. Ecco, adesso questi libretti qua, come che ti dicevo prima, li troviamo sui mercatini, qui fa in giro perché i andai via tutti, gli era ben fatti, Antonio Vaso mi dava tanto una mano su questi discorsi, perché piaceva, ecco. Ascolta, mi ricordo, io ero Tosetta, che se seguiva il gruppo folcloristico così come famiglia, e mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo una roba che altri che avevi chiamato spirituals in pescheria. Sì. Ecco, dove che avevi recuperato e chiamai dei vecchi mestieri Sì. e che avevi messo insieme e che avevi creato sta roba. Dove si che avevi recuperato? Contami. Gaveas come si angels mi assetto. Nella sua parrocchia, qui faceva qualche festa, e faceva spiritual in pescheria. Gli era nato perché in pescheria, tanti anni fa, era mio dei ciosotti a vendere pesce. E te sai che signora, se ferma, guarda che go, sardè, sì, questo è il pesce. Era uno di qua, che altri di qua non vuoi a Tasar, e ora si faceva, era sto spirito, Avevamo fatto da Zanotto, pensati, in memoria dei Massotti, il premio Massotti, che stai tutti contenti, e l'ultimo di fuori, i vari mestieri, e l'ultimo di fuori Beppi che fa Strassaro. E ora da un sacco tira fuori doppè De Cunicio? De Cunicio, che fa così, meglio che te scambi, perché mi è fuori la nuova. Polvere. Maria, l'ultima volta a Tarso, appunto aveva fatto così, i beppi che ti fanno un piacere, insomma una roba simpatica, ecco. Ascolta, contami di quando che avevi deciso di fondare Primule del Folklore. C'è stata un'esigenza a un certo momento, cominciavano dal non te puoi tenere qua delle persone, io ho un lavoro, cambia città, cosa fa? Tu te resti senza, io ho tanta buona volontà, ma a un certo momento bisogna che ti assindare. E ora si mi fuori l'esigenza di arrivarsi dei bocce, come chi si arrivai, prima del folklore, e nostre cose che cominciano a insegnargli, e adesso i fanno anche spettacoli per conto suo, si andai sul Friuli, a Maniago, a fare, perché si trova tutti i componenti giovani, che si trova a fare come un piccolo festival, e ora va anche ai nostri, e ho capito. Quindi si partì dai Putei e adesso qui che era i Putei che si partì, che aveva 7-8 anni, adesso ormai che ne passa 20 e c'è quelli che tiene in piedi il gruppo. Baratia. Difatti, ben, c'apo in mente Paolino, lo portava sua mamma, gli era così. Paolino. Dopo sua mamma si è mancata. Ieri altro arriva con la macchina, ma lui toccato già la patente. Comincia ad avere 22-25 anni e arrivava qua, era alti così. Vedi tu? Pensa che ha 20. E ora delle volte dico, se delle volte dato l'età muoio tutto, perché sarà anche giusto, ma ho caro chi va avanti, perché se non è roba manca ora stessi. Ieri altro che ho domandato a Paolino, questo virus che sei, gatto mai pensato al gruppo? Sì, ho detto, ho pensato quanto ben che si stava prima e manco erimo liberi, erimo contenti e te vedi, robe che succede così purtroppo. Ascolta, il gruppo folcloristico praticamente da 50 anni si è fatta una sera a settimana a fare prove, a mettere in piedi, che sia anche all'ambito della ricerca, altri come che vi porta avanti il discorso della ricerca? Quindi dei canti, manca quello che dopo Valti produci come ricerca. Mi ricordo un lavoro che avevi fatto sui Isoghi di una volta. Sì. Come se chi è che si occupa della ricerca e di portare avanti? Ti dirò, per esempio Ivano si occupa dei giochi, di tradizioni, della roba. Aspetta, io ho fatto anche presidente adesso, mi sono onorario. Ecco. Mi raccomando, capi rispetto. Giusto?
Io sempre sì, ma se è giusto così, dai, non ti fermarsi a... E ora, delle cose nostre, a Tatiana, qui si interessa di eBay. Nel frattempo, non so più come una volta, se mi fuori di bei libri. Per esempio, non so, te l'ho mai sentito nominare, Cornolti, Sì? è il libro di Cornolti, è una miniera, Ah sì, certo. e ora io ricava da ea. E i canti sono miei, ma adesso bisogna che cambiassimo, perché i tosati mi dice, Franco, quando sei che partimmo con Benedetto chi che canta, sì. chi canta, te conosci? La Madonna, Santa Dai, Isabel. dai, ma ho detto sì, se puoi farla, però qua mancaria i bassi. Bom 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 Sì. bom bom Benedetto chi che canta. E ora adesso vediamo se non Che a riesco. canzone là, e pensa che l'aveva scritta Sant'Esanon, intanto che col treno andava A Venezia. a Venezia. E che sì, il treno che sue rotaie, Sì, tra una rotaia e che altra non era come adesso che sì, e se tu senti questo colpo qua. e io lo riportai, io che ho fatto fare ai bassi e dopo passò la Benedetto chi che canta, chi che ascolta, chi che suona. E dopo a nomina diversi paesi. Per esempio, non so, tanti anni fa sono andato a sentire il coro di Valdobbiadene. Il maestro Pagnin dice, dai tosati, vieni insieme una sera che era stai senza maestro, il coro Montecino, mi pare. E ora dice, vieni a cavogliare, e difatti mi accompagnato, io che ho fatto prove per 2 orette, e dopo i tosati che sconosciamo, in lungo e largo poi il Veneto, se arriva a San Pier de Barbossa e tira fuori che ho imparato subito, no? E i tosati. Ma se qui è che partimmo noi attico, facciamo un spettacolo. Sì. Sentendo, È una sorta di inno, secondo me, del Veneto quella, perché in lungo e in largo va il Veneto, è bellissimo. E un'altra bella che te la recuperati, è il vin de Pergola. Porca minta. Conta la storia del vin de Pergola. Tasi, il vin de Pergue. Attilio Furlan mi invita un giorno a casa sua, gli dai Franco l'amicizia, vi mangiare qualcosa, sono da qua, e era suo papà. E suo papà è originario da Mira, dal Doio. E ora dice, mi fa Franco, come un canto per io. Dai, che ho dato sati o facemo. E ora scomincia, e mi piace il vin de Pergola. Io a sua moda, tu capisci? Dopo noi altri avevamo un poco aumentato, mi piace il vin, tipo Weissere, ma avevo imparato a E conta della seconda strofa che dopo ti ha gasontata. Che quando che mia fa ogni volta mi dice, ma cosa sia sta beusera? E ora mi tocca spiegare di sta beusera, perché non è così comune, no? Perché la seconda strofa dice, se proprio non si pergola, va bene a beusera. Beven mattina e sera, Esatto, pensiero. i Beusiti che era. Conta. A una famiglia che, importante, che coltivava i vide, ecco. E a moda a Beusera, a sé, che a pianta viene su così, e a che si divide in 4. Qui tiranti con tutto, qui è a moda a Beusera, perché Beusi da quello che l'ha inventata. E ora ti tocca spiegare ora Beusera. Ciò, tocca spiegare cosa che sia beusera. No. Pensati cosa che si recupera con quei canzoni. Ascolta, cosa è secondo te è il futuro per un gruppo folcloristico in questo momento? Perché in questo momento che è un recupero di quello che è le tradizioni, così, un fia nostalgico, un fia così, un fia a volte anche butta là. Secondo te, qual è la responsabilità di un gruppo folcloristico, la vera responsabilità di un gruppo folcloristico? Sa tu cosa, Francesca? Delle volte mi pare da essa, noi altri dei poveri orfanelli. Non siamo tanto seguiti, ecco. Però quello che mi preoccupa, sì, non è questo, perché purtroppo le robe, se Dio cambiare. Però una roba come la nostra, che è ben accettata da tutti,
e mi penso che abbia ancora tanti anni, ecco, perché l'entusiasmo delle persone che vi vede anche a Sora, che abbiamo fatto un piccolo museo delle tradizioni popolari, l'entusiasmo è ora è femmine di più che porta a me sia perché sia tressi e guarda e capisci tu sia un ritorno che fa anche piacere delle volte. Difatti di fronte a un mestiere, un qualcosa, quanto che ho tribù a quei pittussi con questo, capisci tu? Noi altri forse qua, però viene anche persone che capisce, perché abbiamo cercato di far sì delle tradizioni popolari, manca una piccola storia della nostra città, di Treviso, ecco, perché se siamo nati anche a quel gruppo, se la passione che abbiamo per la nostra città, ecco. Il restante, siamo andati di qua, siamo andati di là, siamo stati ben accolti anche in Romania, ieri su un ostello della gioventù, niente da dire, ma cosa te pensi a casa? Quanto ben che si sta, perché può essere anche qualche disagio, insomma, fuori, e ora te pensi a casa. Che abbiamo fatto per la passione che abbiamo della nostra città, che forse tante volte non si tanto capire. Ascolta, come si è cambiata Treviso in questi 50 anni rispetto alle tradizioni? Ma cerco, anche adesso, attualmente, sia il sindaco che i consiglieri, i amanti vuol tornare con queste robe qua, perché facciamo a fine agosto, facciamo il nostro festival e purtroppo questa malattia che sta sospeso. Difatti noi altri aspettiamo i gruppi che venivano da Aviano e neanche Aviano non l'ha fatto, perché i gruppi stessi che venivano dall'Ungheria, la Bulgaria, dicono no, in Italia è stato tutti mai, sa come dire. E quindi sto anno il festival si salta. E come si è nata l'idea di fare un festival del folklore a Treviso? Perché quello che vi commissiava altri, si stava altri i primi a portare qua dall'estero altri tipi. Piazzetta San Parisio, 1.000 euro a persona, se mi ricordo. E invece non veniva dentro nessuno. E invece bisogna fare il libero, e così, però con la soddisfazione da lavorare tanto. Difatti qui mi domanda qua, Franco dice come sia in sede da lavorare tanto, ma siamo contenti. Ma sa tu dire? Che sei qui che sei cori in giro per la provincia che non hai neanche una sede. Un anno vi va su una scuola, un altro anno vi va su una palestra, e manco qua che abbiamo a base, insomma chissà che gli apprezza il nostro lavoro. Diciamo che il valore aggiunto della città di Treviso e della provincia di Treviso è proprio quello di avere un museo etnografico seguito così. Diciamo che tutto quello che sta l'ambito culturale, prima te nominavi Beppi Mazzotti, te nominavi Calzavara, te nominavi dei personaggi, Angelo Smeazzetto, te nominavi dei personaggi che gassegna a storia del Novecento rispetto a quello che si sta a tradizione e rispetto a quello che si sta anche il tramandare queste tradizioni. In questo momento mi rendo conto che è molto difficile trovare interlocutori alla pari per discutere questo, e forse credo che la roba importante in questo momento sia proprio consegnarne in mano dei giovani un modo di vedere la situazione che sia assolutamente reale rispetto a un'identità che va a fondare il nostro territorio. Sai cosa che diceva Mahler? Él diceva: la tradizione è custodia del fuoco, non venerazione della cenere. Ah dai, fuoco, sempre pisà. Esatto, è importante tenere vivo il fuoco e non far morire tutto quanto e dopo dire gli era meglio, gli era così, gli era quello. Esatto. Cioè il fatto di consegnare. Sì. Quindi che diamo appuntamento a tutti quanti, no? Diciamo che il museo etnografico è aperto tutte le settimane. Da giovedì
dal giovedì a domenica, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ecco, 4 giorni a settimana è aperto il museo etnografico, qui trovate mostre temporanee e anche mostre stabili. Incontrate sicuramente sempre qualcuno nei 4 giorni di apertura che vi racconta, che vi spiega, che vi introduce in questo ambito che è quello etnografico. E poi nei mercatini cercate le pubblicazioni, in quanto non sono più state editate. Ci sono delle pubblicazioni bellissime, una ricordo sulla mostra che è stata fatta sui pescatori, quindi il mondo della pesca lungo il Sile, con delle interviste molto interessanti, quella mostra lì. Ecco, e poi tutti gli altri racconti. E poi quando venite, se avete la fortuna di incrociare Franco, vi racconta, perché lui i personaggi che noi leggiamo nei libri lui li ha conosciuti, quelli che hanno portato in alto la storia di Treviso. Ecco, proprio perché questo non se ne vada, proprio perché questo resti un patrimonio immateriale in una città in cui spesso lasciamo correre la storia come se prima o poi fosse recuperabile. Grazie. Francesca sta brava. Grazie. Sì.